Un saluto dalla Iole, da Santa Maria Nuova di Bertinoro. Come state? State bene, eh? Mi auguro anch'io di sì, adesso incomincia a far caldo, quindi non rompete più i maroni che fra un po' ve ne potete andare anche al mare. Quest'oggi vi voglio dare una piccola lezione di bodybuilding, cioè anziché andare in palestra e spendere 60-70 euro al mese, potete tranquillamente allenarvi con quello che trovate abitualmente nelle vostre case, nel vostro garage. Se andate a Ravanara a cercare meglio, troverete quegli attrezzi che vi potranno permettere di mettere su un fisico scultoreo senza bisogno di andare in palestra. Quest'oggi analizzeremo 3 fasce muscolari: la fascia qui dietro, i dorsali, poi analizzeremo i bicipiti, i glutei, il culo insomma, e aggiungiamo in un altro anche i tricipiti. Come si fa? Con un esercizio semplicissimo. Voi ve ne andate in garage e prendete il badile, che è questo qui. Non è proprio un badile, questa è una paletta della pizza, ma avevo solo questo disponibile. L'esercizio che andrò a spiegarvi è il seguente: si chiama affondi profondi, va bene anche una vanga, non per forza un badile, l'importante è lavorare comunque nella terra. Dicevo, affondi profondi, molto profondi, con sciavarnata e sassata un po' a sinistra e un po' a destra. In cosa consiste questo esercizio? Voi prendete la vostra vanca o il vostro badile e andate nell'orto, comunque in un posto dove sia disponibile della terra. Mi raccomando anche una carriola, se l'avete potete anche allenare appunto i tricipi con la carriola, ma ci arriviamo dopo. Allora andate nell'orto, prendete i badili, il vostro badile, e lo infilate giù nella terra, poi con la gamba destra alzate e andate giù e affossate, andate proprio giù in fondo, e così il gluteo si rascioda. Quando andate sotto alzate e poi, come vedete, buttate dietro la vostra terra, quella che avete raccolto. In questo modo rinforzate i bicipiti e anche la fascia dietro, questa qua. In alternativa, se anziché buttarla dietro fate 10 ripetizioni un po' a sinistra e poi dall'altra parte un po' a destra, la terra che buttate la mettete nella carriola. Così, una volta messa nella carriola, quando vi alzate, che prendete la carriola, l'alzate così e andate via con la carriola, così rinforzate anche i tricipiti. Fra poco siamo pronti per andare in spiaggia, quindi dopo vi potete anche depilare e andare a fare i finocchi sotto il sole giù a Cesenatico. Ci sentiamo quest'altra settimana con un altro consiglio della Iole da Santa Maria Nuova e vi auguro un buon proseguimento di diretta. Ciao a tutti!